Gentili telespettatori appassionati di ciclismo, quarta edizione del trofeo Barra Rolando, gara riservata alle categorie amatoriali, organizzazione a cura del gruppo sportivo Cicli Masotti. Per questa gara, che come spesso avviene nelle categorie amatoriali, si suddividerà in due partenze. Una prima partenza riguardante le categorie A1, A2 ed A3 e poi una seconda partenza a pochi minuti di distanza, ma che noi seguiremo all'interno della prossima sintesi, con le categorie A4, A5, A6 e le categorie femminili. Intanto avete visto i motociclisti pistoiesi che cureranno il servizio di scorta tecnica, ormai ultime fasi preparative per questa gara, la quarta edizione del trofeo Barra Rolando. Gli atleti stanno ultimando le ultime operazioni e tra non molto prenderanno il via. Per quanto riguarda il percorso che gli atleti andranno ad affrontare, è un circuito di 12 km da ripetere per 6 volte. Si parte da via Maestri del Lavoro, quindi via Risorgimento, via della Costituzione, via della Repubblica, via Francesca Vergine dei Pini, Pozzarello, Vergine Chiusa, Orlandini, Bizzarino e Passera Uggia, incrocio quindi per la strada provinciale del Fossetto, e quindi dritto sul traguardo che è posto in via Maestri del Lavoro. Una corsa che quindi misura 72 km, un circuito che sarà ripetuto per 6 volte. Vediamo gli atleti del gruppo sportivo Giuffredi. Intanto partenza con le categorie A1, A2, A3 che prendono il via in questa prima prova, questa prima gara che andremo a seguire nella nostra sintesi. Plotone che lascia la zona di partenza. Ho già ricordato il percorso che gli atleti dovranno affrontare, un percorso che sarà ripetuto per 6 volte, che alla fine assegnerà la vittoria nel quarto trofeo Barra Rolando. Intanto un atleta leggermente avvantaggiato nei confronti del gruppo, ma siamo davvero nelle prime fasi di gara, percorsi le prime centinaia di metri. Saranno in totale 72 km. Noi lasciamo sfilare il gruppo dei partecipanti, che comunque è partito subito con un'andatura molto sostenuta, ed è buona la partecipazione degli atleti al via. Una settantina gli atleti che hanno preso il via in questa prima partenza, categoria 1, 2 ed A3. Vedete il plotone già in lunghissima fila indiana, andatura subito sostenuta. La media sarà molto elevata al termine della prova. E lasciamo andare il gruppo. Noi ritroviamo la testa della corsa con il dorsale numero 11 in testa. Si tratta di Niklas Kolbo della Lenzi Bike Prato. È un atleta della categoria 1, quindi la categoria più giovane al via. Suo vantaggio minimo nei confronti del gruppo, che vedete adesso inquadrato con le maglie della Cicli Sovigliana nelle prime posizioni del plotone a fare l'andatura. Comunque velocissimo il ritmo che stanno tenendo gli atleti in questa prima fase di gara, con il plotone che adesso si dispone in doppia fila alla caccia del battistrada. Andatura velocissima. Dopo 11 km ci stiamo praticamente portando alla fine del primo dei 6 giri in programma. Ogni giro misura infatti 12 km. I chilometri totali saranno invece 72, e dal termine della prova andremo a scoprire i vincitori nelle categorie che si stanno disputando il trofeo Barra Rolando. Per quanto riguarda questa prima partenza, vi ricordo le categorie A1, A2 ed A3. Lasciamo sfilare il plotone che insegue il fuggitivo al comando. Intanto la pubblica assistenza monsumanese che offre il servizio di assistenza medica. Quando siamo nel corso del secondo giro troviamo ancora il gruppo compatto che ha raggiunto il fuggitivo che avevamo visto in precedenza, e adesso viaggia
in lunghissima fila indiana. Praticamente ci sono stati alcuni allunghi, ma per il momento la corsa si è svolta ad andatura molto elevata. Questo non ha permesso agli atleti di avvantaggiarsi nei confronti del gruppo. È un percorso questo che predilige particolarmente il gruppo, quindi non è facile avvantaggiarsi nei confronti del plotone. È un tracciato in cui si riesce a fare un'ottima velocità quando siamo al passaggio sotto lo striscione di arrivo, quindi mancano 4 tornate al termine, ne sono state percorse 2, con il gruppo che adesso viaggia velocissimo, ma è un po' una costante di questi primi chilometri di gara, perlomeno nelle categorie che stiamo seguendo in questo frangente. Vi ricordo che sono in gara anche le altre categorie, ma che le seguiremo nella sintesi successiva. Intanto c'è una prima azione interessante, una azione di un gruppo abbastanza folto. Sono una dozzina gli uomini alla comando e stanno pedalando molto molto forte. Hanno guadagnato una trentina di secondi nei confronti del gruppo. Questo a testimonianza di come si possa fare la differenza nei confronti del plotone se e solo se si è un drappello particolarmente numeroso e soprattutto se si trova l'accordo necessario a viaggiare in doppia fila, come stanno facendo adesso gli uomini alla comando, perché il percorso è un percorso veloce. Ci sono presenti dei tratti con dei saliscendi come quello in cui si trovano gli atleti adesso, ma come vedete la velocità è elevatissima, quindi praticamente è un percorso al termine del quale la media sarà verosimilmente molto molto elevata e sarà vicina ai 40 km/h. Lasciamo sfilare la fuga, una dozzina gli uomini alla comando, gruppo che è segnalato a circa 30 secondi e gruppo che comunque non si dà per vinto, lo vedete da queste immagini, sta comunque dando la caccia agli uomini alla comando, gruppo che anche per la conformazione di questa parte del tracciato con saliscendi e strada stretta si trova in lunga fila indiana, ma lo avevamo lasciato in lunga fila indiana anche nei tratti di strada più larga, quindi davvero è una caratteristica di questa gara il gruppo sempre in lunghissima fila indiana a causa verosimilmente della forte andatura che gli atleti stanno ottenendo sin dalle prime fasi della gara. Lasciamo sfilare anche il gruppo e noi ritroviamo i 12 uomini alla comando con un vantaggio che adesso è di circa 25 secondi sul gruppo. Il plotone non lascia davvero spazio, minimo il vantaggio quando intanto abbiamo superato metà corsa. Siamo nel corso del quarto giro con la testa della corsa che continua comunque a spingere molto forte. Doppia fila, cambi regolari in testa tra gli uomini alla comando. Praticamente mancano circa 30 km alla conclusione, ne sono stati percorsi 42 dagli atleti che vedete adesso inquadrati, che hanno un vantaggio di 25 secondi nei confronti del gruppo che, come dicevo in precedenza, non lascia assolutamente spazio, anzi sta continuando ad inseguire con forza gli uomini alla comando, nonostante la composizione della fuga presenti alfieri di diverse formazioni, che quindi potrebbe essere una fuga interessantissima. Lo è una fuga interessante perché anche se il vantaggio è minimo, l'accordo è ottimo in testa alla corsa, però per il momento il vantaggio è di soli 25 secondi. Lasciamo sfilare il drappello degli uomini alla comando e noi andiamo sul gruppo per vedere se davvero il gruppo sta viaggiando a forte andatura, ed è così, lo vedete da queste immagini. Guardate con che velocità sono le maglie della CA Montemurlo a fare l'andatura in testa al plotone. Andatura velocissima da parte del gruppo. Non piace forse agli atleti della CA Montemurlo questa azione, infatti stanno pilotando il gruppo ad un'andatura velocissima, andatura che adesso è intorno ai 46-47 km/h, lo vedete da queste immagini. Il plotone è in lunghissima fila indiana, un corridore dopo l'altro. Questo testimonia un'andatura velocissima da parte del gruppo che infatti adesso ha portato a 20 secondi il distacco dalla testa della corsa. Guardate come si viaggia in lunghissima fila indiana nel gruppo.
Intanto noi con le immagini ritorniamo in testa, perché ancora in essere la fuga che avevamo lasciato in precedenza, anche se il vantaggio degli uomini al comando adesso è sceso. È nell'ordine dei 15 secondi, davvero minimo il vantaggio, ma davanti continuano a crederci e fanno bene perché sono in tanti, l'accordo è ancora buono. Certo che il gruppo sta viaggiando velocissimo alla caccia di questi uomini e quindi non è facile ricucire lo strappo da parte del gruppo, ma non è neanche molto facile per questi uomini continuare a viaggiare a questi ritmi. Doppia fila continua, lo vedete da queste immagini. Tra non molto transiteremo in zona arrivo e suonerà la campana, quindi inizierà l'ultimo giro. Eccoci qua, suona la campana, ultimo giro per la testa della corsa. Si iniziano a voltare alcuni atleti del gruppo di testa, testimonianza che forse sentono la pressione del plotone. Adesso esce un atleta dal gruppo, poco più indietro arriva anche il plotone. 16 secondi al passaggio sotto il traguardo, vantaggio costante ma davvero risicatissimo. Quando inizia l'ultimo giro, quindi gli ultimi chilometri di corsa, intanto in testa iniziano ovviamente gli scatti, perché il gruppo è vicino, ma è vicino anche il traguardo. Mancano 7 km dalla conclusione e iniziano a questo punto coloro che vogliono puntare al successo a farsi vedere in testa. Si sgancia un drappello forte di 5-6 unità, ma il plotone è segnalato lì, sempre in rimonta. Lo vediamo fare capolino in fondo al rettilineo, il gruppo che adesso sta iniziando a recuperare alcuni componenti facenti parte della fuga iniziale, ma questi qua davanti hanno ancora un po' di vantaggio, quindi si voltano, però non devono fare così, non possono rallentare troppo perché il plotone è vicinissimo. Plotone che si avvicina, adesso sono i ragazzi della Lancy Bike che provano a tenere alta l'andatura. Siamo nelle battute finali del quarto trofeo Bar Rolando. Le categorie in gara in questo istante sono le A1, A2 ed A3. Vedete che ci sono degli allunghi. Gruppo che però è segnalato vicinissimo. Attenzione, non facciamo l'errore di considerare il gruppo fuori dai giochi per la vittoria. Lo vedete in fondo al rettilineo, è lì a 80-90 metri, non di più. Certo che manca sempre meno al traguardo, 5 km adesso, quindi potrebbero anche farcela i ragazzi che si trovano al comando. Ci credono sicuramente, stanno spingendo al massimo. Inizierà la fase di studio anche perché dovranno lottare per le vittorie. Per la vittoria sono rappresentate tutte le categorie in questa fuga, quindi ovviamente si inizia un po' a controllare i diretti avversari. Ma il gruppo è vicinissimo, non possono rallentare così, non devono rallentare così, perché il plotone è un attimo che rientra sotto. Ed allora ancora una volta i ragazzi della Lancy Bike provano a tenere alto il ritmo. Si rimette in lunga fila indiana la corsa, la testa della corsa. Il gruppo è lì 100 metri, non di più, il ritardo del plotone. Adesso un nuovo rallentamento in testa. Ci si guarda, si controlla la posizione dei diretti avversari. Mancano sempre meno chilometri dal traguardo, ormai circa 3 km dal termine della prova riservata alle categorie A1, A2 ed A3. Quarta edizione del trofeo Bar Rolando. Gli uomini della fuga ci credono, ma non devono rallentare troppo. Adesso addirittura la macchina che stava facendo assistenza li supera, questo testimonia che il gruppo è sempre più vicino. Iniziano gli scatti, è così, deve essere così. Forse tutti insieme non possono arrivare al traguardo, ma qualcuno di loro forse può farcela. Ed allora si mettono a scattare gli atleti che compongono la testa della corsa. Ci si controlla tra gli uomini al comando. Gruppo che non ha ancora fatto capolino in questo rettilineo. Si torna praticamente in direzione del traguardo. Mancano sempre meno chilometri al termine della prova. E comunque sulla testa della corsa stanno mantenendo un ritmo ancora
sostenuto. Non c'è stato il classico rallentamento vistoso di quando si entra negli ultimi chilometri e inizia la fase di studio. Stanno continuando a pedalare molto forte gli atleti che compongono il drappello di testa. Ci allunghiamo con la nostra moto e ci portiamo in zona arrivo. Gruppo che è vicinissimo alla fuga, ma sembrano in grado i ragazzi della fuga di giocarsela. C'è un atleta che sembra aver mantenuto un leggero margine di vantaggio. Vedremo se riuscirà a tenerlo fino in fondo. Gruppo ormai fuori dai giochi. Attenzione, perché continua a voltarsi l'atleta al comando. Dietro stanno rimontando. È una lotta bellissima in questo finale. E attenzione che esce velocissimo Stefano Degli Innocenti della Pool Italy, che va a vincere davanti a Tony Pera ed a Walter Mori. Stefano Degli Innocenti vince la prova della categoria A2, Tony Pera quella della categoria 1, Walter Mori invece coglie il successo nella prova riservata alla categoria A3. Il podio con 3 atleti di 3 categorie diverse, che quindi ci completa anche i vincitori delle varie prove. Seguono nell'ordine d'arrivo generale Salvini, Serraglini, Gentilcore, Longobardi, Bentivoglio, Mazzoni, Pizzi e Scafuro. Questo l'epilogo, ci vediamo dopo per la seconda partenza. Archiviata la prima partenza, come vi avevo anticipato, ci apprestiamo a seguire la seconda delle 2 partenze, che si è disputata praticamente a pochi minuti di distanza da quella che abbiamo già seguito. Le 2 gare erano in corso praticamente nello stesso momento, però noi abbiamo preferito dividervele così da darvi la possibilità di seguirle entrambe per intero con le nostre sintesi. Partenza per quindi gli atleti delle categorie che adesso sono quelle delle A4, A5, A6 e delle categorie femminili. Il percorso è il medesimo, quindi ancora il circuito di 12 km da ripetere per 6 volte, per un totale di 72 km. La partenza, dove poi si svolgerà anche l'arrivo in via Maestri del Lavoro, quindi via Risorgimento, via della Costituzione, via della Repubblica, via Francesca Vergine dei Pini, Pozzarello Vergine Chiusa, via Orlandini, quindi strada provinciale 22, fino all'arrivo posto in via Maestri del Lavoro. Eccolo il gruppo delle categorie A4, A5, A6 e delle categorie femminili. Gruppo che anche qui è molto numeroso, ottima la partecipazione anche in questa categoria. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini del 4° trofeo Bar Rolando, gara riservata alle categorie amatoriali organizzata dal gruppo sportivo Ciclisport Masotti. Lasciamo sfilare intanto il gruppo dei partecipanti anche in queste categorie, che sta affrontando i primi chilometri di corsa. Ci sono anche le categorie femminili in corsa. E un ringraziamento ancora una volta alla pubblica assistenza monsumanese. Intanto con le immagini siamo nel corso del secondo giro con il gruppo che viaggia pressoché compatto. Niente da segnalare quindi nella prima parte di gara, con il controllo del gruppo che è stato molto ferreo nei confronti di ogni tentativo di allungo che si è registrato, ed il gruppo che quindi continua a viaggiare compatto dopo aver percorso i primi 18 km di gara. Qualche tentativo di allungo adesso si registra in testa alla corsa, ci prova il dorsale numero 224, vale a dire Giuliano 40 del team Il Miccio. Vantaggio però minimo, lo vedete, si volta, anche un po' sconforto perché dietro il gruppo lascia pochissimo spazio. Siamo comunque nelle prime fasi di gara, la corsa misura, come è avvenuto anche per le altre categorie, 72 km, vedete il vantaggio di 40, comunque nell'ordine dei 10 secondi, forse qualcosa meno, anche se da dietro stanno uscendo altri atleti alla caccia del battistrada, che vede assottigliarsi il proprio vantaggio nei confronti del gruppo e nei confronti dell'atleta della Iana Ciclismo.
che adesso vedete inquadrato in queste immagini, che si riporta su 40. Praticamente si forma questa coppia al comando, ma il plotone è lì a poche decine di metri. 5-6 secondi al massimo separano i due uomini al comando dal gruppo, che è vicinissimo, quando entriamo in questa rotonda e ci riportiamo verso il traguardo, verso il passaggio. Comunque hanno guadagnato qualcosa. Adesso noi aspettiamo il gruppo, che come vedete adesso rallenta, occupa l'intera sede stradale. Questo testimonia un rallentamento da parte del plotone, anche se adesso qualcuno cerca di organizzare un inseguimento. Siamo comunque nelle prime fasi di corsa, un'azione a due non impensierisce particolarmente il plotone, a differenza di quello che è successo nella prima partenza, in cui era un drappello forte di una dozzina di unità che provava ad allungare. Lì sì, c'era da avere, e c'è stato poi, perché è andata in porto la azione, c'era da preoccuparsi. Adesso, finché sono due atleti, non spaventano certo il plotone. Anche le maglie della CA Montemurlo del presidente Mauro Nesi nelle gruppo di queste categorie A4, A5 ed A6. Ovviamente di scena anche le categorie femminili. Continua intanto la nostra sintesi con il gruppo che è tornato compatto nel corso del quarto giro. Quindi ripreso il tentativo di fuga che avevamo seguito in precedenza, con il plotone che adesso viaggia allungato ma pressoché compatto. Ci sono sì alcuni buchi tra gli atleti in gruppo, tra i vari atleti in gruppo, però si tratta di scarti di circa una decina di metri. Adesso in uscita da questa curva comunque il plotone si va a ricompattare con più chiarezza. Ancora un atleta dell'Aliana Ciclismo nelle prime posizioni, e velocità che anche in questo frangente è molto elevata. Ovviamente la media non può essere a livello degli atleti più giovani, ma al termine della prova sarà comunque vicina ai 39 km/h, 38 e 600 per l'esattezza. Questo è un dato che ci hanno comunicato i cronometristi della Winning Time, della ADS Cost Winning Time, che ci hanno comunicato i dati delle medie, ovviamente oltre a tutti i distacchi e tutti gli ordini di arrivo, resi possibili grazie ovviamente all'utilizzo dei chip sulle bici. Lasciamo sfilare il gruppo, che quindi possiamo dire viaggia compatto intorno alla metà corsa. Gruppo che ha perso qualche unità ma è ancora molto numeroso in questa fase. Quando entriamo nell'abitato di Pozzarello inizia adesso il tratto con i saliscendi. Noi ritroviamo il gruppo proprio in questo tratto, certo in un'altra tornata. Qui siamo nel corso della quinta tornata e come vedete ci provano adesso alcuni atleti. È un drappello di 6 unità che prova ad uscire. Con il 201 prova ad allungare Papi, con il 220 invece si tratta di Maradini, con il 219 Burchetti. Ancora ritroviamo sulla testa il 208, vale a dire Massaro. Il 230 si tratta invece di Lisi, ed il 218 che è Fabbri. Questi sono gli uomini al comando, vantaggio come vedete comunque minimo nei confronti del gruppo. Qui il plotone si allunga per dar la caccia agli uomini che compongono adesso la testa della corsa. Velocità che adesso torna nuovamente a salire in questa fase, che è un po' la più tecnica del percorso. Infatti poi l'altra parte sono lunghi rettilini, strade ampie che non lasciano molto margine a chi vuole attaccare, mentre qui lo spazio c'è, perché si va su e giù, continui saliscendi, strada stretta, tortuosa, che sicuramente favorisce la fantasia degli attaccanti. Lasciamo sfilare tutto il gruppo, che come vedete si è allungato. Molto numeroso ancora il plotone dei partecipanti alle categorie A4, A5, A6 e femminile. Vi daremo conto poi ovviamente anche di tutte le classifiche, di tutti i vincitori delle classifiche anche in questo caso. Quarta edizione del trofeo Barra Rolando. Guardate quanto è allungato il gruppo adesso, è davvero in lunghissima fila indiana. E qui noi siamo sulla coda del gruppo. Praticamente tra testa e coda del gruppo ci sono una quindicina di secondi.
con la corsa. Torniamo adesso alla fine del quinto giro, sta per iniziare il sesto ed ultimo giro, e troviamo in testa con il dorsale 197 Santoni Maurizio della ciclistica Prato Calor. Con lui il 228 si tratta di Marco Gelli del gruppo sportivo Colonna, ed il 298 da dire Tiziano Mariotti del gruppo sportivo Quercia Alfa. Questi sono i tre uomini al comando che hanno un vantaggio di circa 30 secondi nei confronti del gruppo quando stiamo per entrare nuovamente nella zona contagiri. I tre stanno viaggiando molto bene, certo che mancano ancora 13 km, qualcosa meno a dire la verità, alla conclusione, praticamente un giro, e il vantaggio nei confronti del gruppo è di 30 secondi, vantaggio che potrebbe essere interessante in questa fase. Dovremo vedere se ci sarà l'accordo fino in fondo tra questi atleti che vedete adesso inquadrati. Vi ricordo, stiamo seguendo la prova riservata alle categorie A4, A5, A6 e femminili del quarto trofeo Barra Rolando, gara amatoriale organizzata dal gruppo sportivo Ciclisport Masotti. Noi ci mettiamo un attimo dietro al terzetto quando siamo in vista del passaggio sotto lo striscione di arrivo che segnala l'inizio dell'ultimo giro, gli ultimi 12 km di gara. Suona la campana per questi tre. Andremo a vedere dietro il gruppo se si sta organizzando o meno, ed è così perché, come vedete, transita in lunghissima fila indiana il plotone. All'inizio dell'ultimo giro il gruppo è praticamente lanciato alla caccia dei battistrada. 12 km per il gruppo nel tentativo di recuperare questo scarto. Adesso, a dire la verità, si è un po' disunito l'inseguimento. Vedete che si guardano gli uomini sulla testa del plotone. Si cerca di capire se ci sono le energie, la forza e la voglia, anche perché servono anche squadre organizzate per recuperare 30 secondi, anche perché davanti hanno dimostrato comunque di pedalare molto forte. Però adesso il gruppo è in lunga fila indiana, questo ci dice una cosa sola, che stanno andando velocissimi. Mancano ormai 11 km al termine, noi lasciamo sfilare anche tutto il gruppo che insegue i tre uomini al comando e ci prepariamo per vivere le fasi conclusive anche di queste categorie A4, A5, A6 e femminili. Gruppo che è ancora numerosissimo, molto folto, e ci apprestiamo quindi a seguire l'epilogo sul traguardo. Vedremo se i tre al comando hanno mantenuto il margine o meno, se sarà una volata a segnare l'epilogo di questa seconda ed ultima partenza di giornata, seconda e ultima gara quest'oggi. Siamo con la telecamera fissa dal traguardo, c'è ancora un'azione, un terzetto al comando. Si tratta di Targetti, Menconi e Romagnoli, gli uomini che sono al comando. Dietro il gruppo è alla caccia, lanciata la volata sulla testa della corsa e se la giocano loro tre, con Mauro Targetti che va a vincere della Liana Ciclismo davanti a Nando Menconi e Pier Giovanni Romagnoli. Per quanto riguarda le categorie, successo di Targetti nella categoria A4, mentre Menconi ha vinto nella categoria 5, nella categoria 6 il successo di Matteo Giudice. Tra le donne il successo invece è andato a Stefania Bagnoli della Cicli Sovigliana. A questo punto diamo la linea ad Elena Forzoni per le interviste che ha raccolto nel dopocorsa agli organizzatori e ai protagonisti. Stefano degli Innocenti, primo assoluto nella sua categoria, oggi il caldo forse è stato il maggior nemico. Ma sì, il caldo, anche ieri abbiamo corso sopra 40 gradi, comunque dai, è andata bene, a metà gara siamo andati via in 15 abbiamo fatto tutta la corsa noi, poi ho allungato all'ultimo chilometro e ce l'ho fatta a reggere. Diciamo la gara ha seguito il canovaccio preventivato alla mattina? Ma sì, gli avversari erano tosti, insomma dai, ci siamo divertiti, dai. E per il continuo della stagione? Ma questa è la nona vittoria, si prende quello che viene, insomma non si preventiva niente.
Andrea Romani del bar Rolando, il bar che ha ospitato l'intera manifestazione, tanto movimento quest'oggi. Sì, ci riteniamo soddisfatti di quello dei ragazzi che sono venuti a correre. Grande partecipazione, il caldo ha anche aiutato la partecipazione e non, perché no, le consumazioni, quindi un aiuto da ripetersi negli anni. Sì, è già il quarto anno, sicuramente ci sarà un quinto, la manifestazione andrà sicuramente avanti. E Andrea comunque si è impegnato anche nella gara. Certo, in casa, una volta che c'è in casa lo facciamo, andiamo sempre a giro, questa si fa in casa. E com'è andata? Bene, è arrivato nel gruppo, bene. Come nelle previsioni o? Sì, come nelle previsioni, va bene così. Per l'organizzazione Luca Masotti, abbiamo finito oggi, tutto è andato diciamo per il meglio. Sì, è andato per il bene, non c'è stato nessun problema, a parte una piccola caduta, ma poi insomma ecco, niente di particolare. Il livello di partecipanti era comunque numeroso, considerando anche la giornata? Sì, è stata una bella giornata, parecchi partecipanti, ringrazio questi ragazzi che sono qui alle mie spalle, tutti quelli che mi hanno aiutato qui davanti a me, perché erano importanti questi ragazzi qui che mi danno una mano come danno una mano al ciclismo, perché questo è quello che ci vuole, perché se no non si fa niente come per il ciclismo. Lo possiamo dare l'appuntamento all'anno prossimo? Sì, senz'altro, per me sì, penso che anche Barolando sia d'accordo e penso che anche lui, grazie anche a lui, possiamo già presentarci già per l'anno prossimo, per l'8 o 9 di giugno, dipende la data per quando viene. Un'organizzazione capillare che ha tanti volontari e ci sono dei ringraziamenti da fare. Sì, io devo fare un ringraziamento prima di tutto ai motociclisti dell'Oscip di Pistoia che sono stati immensi, all'amministrazione comunale, ai vigili urbani e a tutti i miei collaboratori sul percorso, perché veramente grazie a loro non si poteva fare questa gara. When everybody's still at my dawn of a new day, dawn of a new day.